Poche ore dal voto si tirano le somme su progetti, programmi, annunci della campagna elettorale. Liste d'attesa, le proposte governative per smaltirle non convincono affatto i cittadini. L'ex dirigente di polizia Alessandro Campagnolo mette sul piatto le proposte per la sicurezza. Residenti in un locale ostaggio da 2 settimane di una frana a Valle Rovina, situazione drammatica. Dimesso uno dei lavoratori feriti a Galliera nella pulizia di una cisterna, gli altri rimangono gravi. Uccisa da un tumore a 51 anni la nota imprenditrice Barbara Carron Cordogli in tutto il Veneto. Torna il concorso dell'olio d'oliva della Pedemontana Veneta, grande attesa per l'annata olearia. Amici, familiari, una delegazione da Vigonza al funerale di Giada Zanola in provincia di Brescia. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Ormai ci siamo quasi, si avvicina il momento del voto, inizia il periodo in cui si tirano le somme di una campagna elettorale che è stata a tratti anche furiosa, furibonda, viene da dire, per polemiche, accuse incrociate, e cominciamo da questa sera a tirare le somme, appunto. Fra una lista di progetti e un libro dei sogni il confine è sostanziale. È lo stesso che c'è tra il dire e il fare, e in questa fase finale durissima della campagna elettorale gli annunci dell'amministrazione Pavan finiscono nel mirino della politica cittadina. La lista delle incompiute della sindaca Pavan mi lasciano tanto desiderare, ma credo che lasciano desiderare tutti i cittadini, perché le fantasie, i sogni sarebbe un po' poco per Bassano. Bassano si merita più concretezza, più realtà, piedi per terra. La lista delle incompiute degli annunci rimasti sulla carta è ben nota. L'ascensore che dovrebbe venire fatto, ma non si sa se verrà fatto. Sappiamo che stiamo pagando gli interessi passivi di una struttura che non si saprà mai se andrà a compimento. Ci sono altre soluzioni, ad esempio mi parlano del Bella Vitis, che è appena stata ristrutturata, efficientata, e adesso mi dicono ma sarebbe il caso anche di buttarla giù per fare parcheggi. No, guardate, in questo momento secondo me Bassano ha bisogno di serietà, di cadere nel reale. Dai vari schieramenti sorgono quindi dubbi sulla tenuta delle squadre messe assieme da Elena Pavan. Ne sa qualcosa il suo ex vice sindaco, che in tempi non sospetti se n'è andato sbattendo la porta. Mi chiedo come mai di 15 consiglieri comunali che compongono la maggioranza solo 3 hanno seguito l'attuale sindaco, e di 9 assessori nominati solo 2 hanno seguito l'attuale sindaco. Quindi mi pongo un problema effettivamente di squadra, di chi non è riuscita a fare squadra. Fra le critiche che da più parti piovono sull'amministrazione di Elena Pavan c'è quella relativa alla mancata condivisione di progetti e idee con la cittadinanza. Qui si è sempre fatto prima il progetto impacchettato e presentato alla città già scelto, mentre va fatto un percorso di condivisione, perché i problemi cronici della città hanno bisogno di una risposta fatta insieme con la città. Insomma, il rischio è che il tempo perso vada a inceppare ulteriormente percorsi che invece hanno bisogno di filare lisci verso il futuro, dagli anziani ai giovani. Si è perso molto tempo sul tema della viabilità, si è perso tempo sul tema del piano Mar, si è fatto solo polemiche sul tema della casa di riposo, e invece i nostri anziani stanno aspettando e hanno bisogno i nostri anziani devono essere garantiti nel loro benessere. Mi chiedo le politiche giovanili fatte finora, e quindi anche qui i giovani sono il nostro futuro, i giovani dell'ottava città del Veneto meritano qualcosa di più. Fra oggi e domani quindi andremo un po' a spulciare i programmi, gli annunci, quello che è stato detto, quello che è successo negli ultimi mesi a Bassano, e ormai da anni si parla invece del problema delle liste d'attesa, una sanità in difficoltà, arrivano proposte anche dal governo, ma i cittadini non sono d'accordo. Ho qualche dubbio che riescano, anche perché se vogliono manca il personale. E dove lo trovano che non c'è? Io proprio faccio una scelta che vado ai privati, fra la CMR direttamente non mi pongo neanche più il problema. Ecco, anche le analisi, tutto faccio a CMR, quelli che ho qua intorno. Sì, ecco.
Speriamo che cambi la situazione, ma penso anche di no. Perché no, cambia no. Però per esempio io mi sono appoggiato anche per un altro ospedale fuori, non grande, e qua a Bassano dovrebbe essere un ospedale che funziona bene perché comprende una zona molto vasta, no? E di conseguenza dovrebbe essere veloce. Vai al pronto soccorso con una cosa qualsiasi, magari anche importante, e vai a casa la sera, vai la mattina. Niente da fare, cioè ragazzi miei, i medici devi pagare, invece che pagare tanti politici, paghiamo i medici, paghiamo gli infermieri, e allora forse le cose si sveltiscono. È un'attesa lunga questa, speriamo che queste liste d'attesa diventino brevi in realtà. Io non ci credo, perché sto aspettando ancora da fare una risonanza magnetica, scusate gli occhiali, e sono 6 mesi e adesso la andrò a fare privatamente, ma la realtà è venuta anche la mia amica, siamo andati a protestare dove si doveva protestare, ma non c'è niente da fare. No, guardi, i piani sono già fatti, quindi si va al privato, già fatto. Lei ha esperienze dirette? Certo, lei vada pure a prendere un appuntamento, glielo danno sì, non si sa quando. Qui se uno può pagare si cura, se uno deve aspettare 1 anno e anche 2 per fare una visita, anche per una donna, non so, per un tumore al seno eccetera, fa tempo a morire. È inutile che il medico scriva entro 30 giorni, sono passati 6 mesi, le scadenze non esistono a Bassano. Ho avuto il tumore, però a me francamente mi è sempre andata bene. Va bene? Di dov'è? Di Cittadella. E un altro tema molto sentito in questo periodo a Bassano è quello della sicurezza. Arriva una proposta in questo senso. Dopo 7 anni e oltre di direzione del commissariato di Bassano, ho visto nel tempo un sostanziale disinteresse verso la realtà del commissariato di Bassano. E quindi partirei da qui per cercare di far sentire la voce della città di Bassano, che nel tempo ha avuto esigenze che sono aumentate a livello esponenziale. Personale che fa i salti mortali per garantire la sicurezza nonostante un organico ridotto all'osso, pochissime prospettive di nuovi inserimenti per il commissariato, una struttura che deve trovare una nuova collocazione e una città che ha bisogno di sicurezza. Parte da qui, dall'esperienza in polizia, la visione politica di Alessandro Campagnolo, che guarda la situazione con occhio allenato. Molto spesso mi risulta che il commissariato non riesca a fare la pattuglia notturna di copertura del territorio, e questo è un primo punto. Il secondo punto, se vogliamo anticiparlo, abbiamo un ospedale che ha grosse esigenze di presenza della Polizia di Stato, che ha bisogno di un incremento non solo in un orario mattutino, ma oserei dire mattina, pomeriggio e forse anche sera. L'esperienza in polizia e in commissariato è per Campagnolo un valore aggiunto in una prospettiva futura. Ho vissuto in diretta per molti anni la realtà bassanese, sono un bassanese doc. Mi conoscono per aver diretto il commissariato e non solo, e perché penso di aver seminato una certa credibilità e fiducia verso i bassanesi. La città, soprattutto in un tema come quello della sicurezza, ha bisogno di risposte immediate e certe. Bassano adesso ha bisogno di risposte certe, le risposte certe che verranno date da chi è competente in materia, e io mi ritengo molto competente nella mia materia, credibile verso l'esterno, e soprattutto i canali che so attivare avranno anche la possibilità non solo di ascoltarmi, ma di portare risposte alle esigenze vere di Bassano del Grappa. Lo abbiamo visto, quello del commissariato, della sicurezza, è un tema molto sentito in questo periodo, ne hanno parlato anche molte forze politiche. Adesso cambiamo argomento, parliamo di un altro tipo di sicurezza, una sicurezza idraulica e idrogeologica, perché continuano le frane, ci sono anche delle famiglie, tra virgolette, ostaggio. Via Gaggion Alto a Varrovina è chiusa ormai da 15 giorni, da quando il terreno è paurosamente franato a causa della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla fascia collinare marosticense e bassanese. Era da paura,
poi giovedì scorso ne ha fatto altrettanta, era ancora più spaventoso perché avevo paura che venisse anche il resto. I residenti e il ristorante Ostrica Ubriaca dallo scorso 21 maggio sono ostaggi della frana. Per raggiungere Varrovina devono scendere fino a San Michele e poi risalire. Mentre per i clienti del locale arrivare a cena può diventare una vera e propria odissea. Qualcuno è passato dal comune, c'è chi si è mosso effettivamente per velocizzare i lavori, però al momento la condizione è questa. Se vogliamo andare giù a Varrovina, appunto, anche per portare la mattina il bimbo, dobbiamo fare il giro dell'Oca e niente, al momento ci hanno detto di aspettare. Chi si avventura da Varrovina si ritrova ovviamente la frana davanti, non riesce a ritrovare facilmente poi la strada per il nostro locale. In questa zona internet è un po' debole, quindi anche la navigazione può dare difficoltà, ecco, durante il tragitto e reimpostare la strada. Le autorizzazioni per la rimozione della frana non sarebbero ancora arrivate. I cittadini si aspettano che la strada venga riaperta al più presto, ma allo stesso tempo chiedono anche la messa in sicurezza della zona. Una volta che piove hai il terrore che succeda qualcosa, perché questo in 50 passa anni non l'avevo mai visto. A distanza di non molti anni è la seconda frana e sarebbe un po' un problema se dovesse franare esattamente davanti a casa. Chiaramente creerebbe anche dei danni abbastanza consistenti, ecco. Un'altra zona interessata da movimenti franosi è quella di Marostica, con epicentro, diciamo così, a Crosara, dove la prima ruspa è riuscita a raggiungere la grande frana, ha iniziato a rimuovere terra, detriti e fango. Il mezzo, ci fa sapere il sindaco Matteo Bozzo, sta lavorando per preparare lo scolo d'acqua e deposita il materiale in sicurezza. È necessario che il terreno si asciughi per poter entrare e operare con escavatori più grossi, in quanto al momento è ancora tutto troppo bagnato. Quindi una situazione davvero drammatica che vi abbiamo raccontato anche con le nostre dirette, con le nostre immagini nei giorni scorsi. E cambiamo argomento perché è stato dimesso uno degli operai rimasti feriti in un infortunio sul lavoro a Galliera. Rimangono gravi le condizioni di 3 dei 4 lavoratori coinvolti nell'incidente di Galliera Veneta e colpiti dalle esalazioni provenienti da una cisterna che stavano lavando. L'operaio residente a Fontaniva, di origine romena, trasferito in elicottero all'ospedale di Treviso, rimane in gravi condizioni. Gravi e ricoverati a Padova anche un operaio di Rosà e il titolare dell'azienda, sempre in prognosi riservata, mentre il lavoratore che è riuscito a lanciare l'allarme, anche lui residente a Rosà, è l'unico che si è ripreso ed è stato dimesso nelle ultime ore dall'ospedale di Padova. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di lesioni colpose. La cisterna è stata sequestrata e le indagini sono affidate ai carabinieri e ai tecnici dello Spisal, oltre che ai vigili del fuoco. Più in generale, e quindi senza riferimenti alla vicenda specifica di Galliera, tutta da verificare, i carabinieri ricordano quanto sia importante il rispetto delle norme di sicurezza e la formazione dei lavoratori. Mancano molte volte le condizioni basilari per sviluppare sicurezza. Parte dal luogo del lavoro, dove l'imprenditore deve assicurare prima di tutto un luogo sicuro e garantire ai lavoratori la formazione base, oltre che le visite mediche, perché senza di queste non possiamo certamente costruire né impresa sana e né un lavoro sicuro. Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta, se n'è andata Barbara Carron. Quando ho saputo della mia malattia è stato l'inizio di un viaggio, la paura e la scoperta di una me che non conoscevo. L'universo toglie e restituisce. Credo che la vita si regga su questo equilibrio, dare e avere. Ho dato un senso a ciò che mi era successo e ho ricevuto tanto amore. Questo è l'ultimo post che appare sulla pagina Facebook di Barbara Carron, scritto dalla sorella. Lei ci teneva, si legge. Questo è il suo pensiero 5 mesi prima della recidiva, che purtroppo ci ha tolto troppo presto la sua anima bella. Riposa in pace, sister.
Un messaggio al quale se ne accompagnano tanti altri di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditrice trevigiana spentasi alla casa dei Gelsi, dove era ricoverata da qualche giorno. 51 anni, di Asolo, Barbara era consigliera delegata e legale rappresentante del gruppo Carron, una delle più importanti aziende italiane nel settore edilizio di San Zenone degli Ezzelini. Dal 2008 al 2012 era stata vicepresidente del Calcio Padova, conquistando una promozione in Serie B nella finale di Busto Arsizio. Oggi il sito della squadra biancoscudata è listato a lutto. Sulla home page una foto di Barbara Carron e un ciao Lady B. L'imprenditrice qualche anno fa aveva affrontato e superato una prima battaglia contro il tumore al seno, poi lo scorso ottobre la comparsa di una recidiva. Da un paio di giorni ho ricevuto la notizia che non avrei mai voluto sentire, ma che in verità sentivo che era nell'aria. Sapevo che c'era qualcosa di pesante in arrivo, perché le cose, quelle importanti, uno se le sente. Dopo così poco tempo però no, speravo mi lasciasse respirare un po' di più, qualche anno almeno, il tempo di realizzare la meta di un sogno, scriveva Barbara dopo la diagnosi sulla sua pagina Facebook, che da quel momento divenne una sorta di diario nel quale l'imprenditrice iniziò a raccontare la sua lotta contro la malattia, le notti insonni, la stanchezza, le cure, senza però mai piangersi addosso, anzi mostrandosi sempre sorridente, dimostrando una grande forza e voglia di vivere. Amo la vita più di quanto non l'abbia amata in questi 51 anni, scriveva nel post in cui raccontava l'ultimo ciclo di chemioterapia. In molti messaggi scriveva la parola fortuna o esprimeva la sua gratitudine per quello che aveva, per l'affetto di chi le stava vicino. Il suo ultimo post è datato 25 maggio. Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala, non rimandate mai nulla, non pensate di avere tempo in eterno perché non è così, vi sbagliate. Pensiamo che tutto torni, che di tempo ce ne sia in abbondanza, non è così. Il tempo è un'incognita e noi dobbiamo approfittarne perché ogni cosa è regalata, è un dono meraviglioso che la madre terra ci mette a disposizione, e anche la cosa più semplice diventa la più preziosa e la godiamo, gustiamo, viviamo come la migliore. Scriveva Barbara Carron, lasciando a tutti un ultimo toccante messaggio. 15 anni fa la tromba d'aria che devastò Vallà di Riese, Pio X, vediamo quelle immagini, sentiamo quelle voci. Una grande vita, tutto intero, Un sabato drammatico, quello in cui a Vallà di Riese Pio X si scatenò l'inferno. Erano le 3 di pomeriggio e una tromba d'aria in pochi minuti devastò, abbatté tutto quello che trovò sul suo passaggio. Edifici, automobili, alberi. Sono trascorsi 15 anni da quel 6 giugno 2009. Una forte pioggia e poi raffiche di vento di violenza mai vista sorpresero la popolazione e solo per miracolo nessuno restò vittima della furia del cielo. Sono qua per miracolo. Quel giorno si sarebbero potuti registrare morti e feriti. I primi allarmi fecero precipitare sul posto ambulanze e forze dell'ordine, ma cessata l'emergenza di quei minuti terribili, quando gli sguardi si levarono tutto intorno, c'erano ovunque muri crollati, macerie, tetti scoperchiati, alberi schiantati al suolo. Devi dire tutto che girava attorno. Non so se era subito sul camion, perché ho visto il Matteo. Tutti quanti sani, per fortuna. Oltre 30 milioni di euro di danni toccò a Gianluigi Contarin, sindaco di allora, poi scomparso nel 2021, affrontare la non facile strada della ripresa, dei risarcimenti. Questa è la palestra, dove una buona parte era crollata. Di fronte vediamo il sito dove era la palestra, simbolo della tragedia, crollata, con 9 persone dentro che si sono salvate all'inizio perché c'erano 3 travi rimasti in piedi. I ricordi e le immagini di allora sempre nel cuore, l'ansia all'arrivo di un qualsiasi temporale. Per Vallà, dopo quel 6 giugno, nulla è stato più lo stesso. C'era mia figlia, soprattutto la più piccola, che mi volava, mi andava su e posso neanche pensarci perché... Ma il paese ha saputo guardare avanti, rialzarsi, un po' facendo da sé e un po' grazie ai ristori. La vita quotidiana e le attività sono ripartite con la vivacità di sempre. Sembra di non potercela fare, ma stringendosi e con tanta forza si va avanti.
Cambiamo ancora argomento, un finale d'anno dedicato all'arte nelle scuole di Bassano. Welcome Creativity, benvenuta Creatività. È con questo messaggio che alunni e insegnanti della scuola primaria Pierani Cremona di Bassano del Grappa hanno aperto l'esposizione dei loro lavori sul tema dell'arte realizzati nel corso dell'anno scolastico. Da Botticelli a Klimt, da Picasso a Frida Kahlo, dagli egizi a Fortunato De Pero, da Kandinsky a Van Gogh. Ogni opera e stile pittorico sono stati reinterpretati con tecniche e materiali moderni, ma spesso creativi, aggiungendo anche elementi tridimensionali e sfumature contemporanee. Partendo da un modello prestampato o provando a imitare ciascuno a suo modo il soggetto proposto, gli oltre 100 scolari, dai più piccoli della classe prima a quelli della quinta, hanno dato sfogo alla libertà di trovare tonalità originali nelle tinte. Pastelli a cera, pennarelli, tempere, olio, matita, tutti gli strumenti, guidati dalla fantasia, hanno dato espressione alla loro creatività. Un'area speciale è stata dedicata alla loro versione della sfilata newyorkese Pasqua Easter Bonnet, con cappelli stravaganti realizzati con materiali di recupero. Se è vero che la bellezza salverà il mondo, questi bambini sono sicuramente sulla buona strada. Per tutti, voto 10. Dal bello al buono torna il concorso dell'olio della Pedemontana. C'è grande attesa per la premiazione della 34esima edizione del concorso dei produttori di olio extravergine di oliva della Pedemontana Veneta. L'appuntamento è fissato per venerdì sera alle 20:30 nella sala polifunzionale del comune di Pove del Grappa, nella capitale olearia del territorio. La premiazione sarà preceduta da un convegno sulla situazione del settore, al quale parteciperanno il presidente del Consiglio degli Agrotecnici della provincia di Vicenza, Gianluca Maroso, e il docente Jacopo Zannoni. L'attesa non è solo per i risultati del prestigioso concorso che decreta i migliori produttori di una zona molto vasta, ma anche per l'esito dell'annata olearia, che si preannuncia molto positiva dopo un anno rovinato da temperature sballate e altri fattori negativi. Oggi è stato dato l'ultimo saluto a Giada Zanola, gettata da un cavalcavia e uccisa. Si sono celebrati a Folzano, in provincia di Brescia, i funerali di Giada Zanola, la giovane precipitata dal cavalcavia dell'A4. Alle esequie, celebrate nella chiesa di San Silvestro da Don Sergio Contessi, parroco di Folzano, paese d'origine della famiglia, erano presenti anche i genitori di Andrea Favero, che si trova in carcere sospettato di aver spinto la compagna oltre la barriera di protezione del cavalcavia. Tanti di noi in questo piccolo quartiere della periferia sud di Brescia ti hanno visto crescere, giocare, studiare, vivere amicizie, coltivare sogni, ha detto Don Sergio, e ora, insieme ai tuoi familiari, ci sentiamo come persi, costretti a deglutire un boccone molto, troppo amaro e che fa male. A rappresentare il comune di Vigonza, il sindaco Gianmario Boscaro, il parroco Don Alessandro Spiezia e il presidente del Consiglio Comunale Cesare Paggiaro. Dopo di noi una puntata molto interessante di Focus con il direttore Luigi Bacciali, che avrà come ospiti Khaled Alzer, Dario Dongo, Federico Ortolan, Antonella Soldo, Marco Zabai, Cristian Zara e Matteo Zuccol. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.